Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere delle mie amicizie che in PVT mi hanno scritto come sta andando la situazione perché sembra che stia nascendo un fascismo medico, un fascismo dettato più che altro dalle industrie farmacologiche e quant'altro. Ma il vostro Moretto vuol dare uno spunto, non è verità colata quello che dico, ma è uno spunto. Però prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegarda, al canale del vostro Moretto iniziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, dove in Face stiamo rilanciando un, un gruppo del nome Radionica, Radiostesia, Tarologia ed Ermetismo, è gratuito, siamo più di 1350. I link sono sotto qui in descrizione se vi volete iscrivere. In più vi ricordo anche che abbiamo un sito, il sito del Capitano, ormai è uno dei più battuti a livello nazionale per poter scaricare gratuitamente ebook di radionica e radiostesia e anche di chirurgia. Ne hanno già scaricati più di 150.000 e il Marietto ha donato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiostesici in modo gratuito con le istruzioni. In più abbiamo anche in questa zona, in questo sito, una sezione shop dove potete acquistare dei prodotti professionali di Ildegara Marittima Veneziano. Bene, detto questo, se volete anche una consulenza, qui sopra c'è il numero di telefono, 20 euro, 45 minuti, il consulto privato su Telegram. Bene, partiamo un po' da questa situazione in cui molte persone sono sotto stress perché rinchiuse in casa per questo tamburello battente dei mainstream di regime. La situazione com'è? La situazione è dal mio punto di vista, Marietto già nel 2012 incominciava a gridare nel deserto che non c'era nessun salto quantico, che non c'era nessuna settima dimensione, che dovevamo alzare tutte le vibrazioni, insomma, quelle cose lì da, come si suol dire, pifferaio magico, sapete, quelle cose alla Don Chisciotte, no? Nella realtà aveva detto che nel 2020 sarebbe iniziata una situazione e nel 2023 si sarebbe avuto qualcosa di più corposo, quasi sicuramente non dico una guerra, no? Perché già questa ha tutti i profumi di una guerra solamente trasversale. Comunque, com'è la situazione? Sicuramente dal 2020 al 2029 noi viviamo una situazione estremamente difficile. Marietto già spiega che già andare nei social è una cosa difficile se non si ha le varie protezioni, ma in questo caso la gente, oltre che non va nei social, o magari andando nei social si catturerà o verrà catturato da energie nefaste, ma questo è un discorso a lungo spettro. Però quello che sta succedendo oggigiorno è che la gente, molte persone che il contatto magnetico si sentono prese in gabbia, quasi a dover subire delle direttive che non sentono proprio. Ma il Marietto dice anche una cosa. Vedete, il mondo è diviso in aree energetiche. Adesso non voglio stare qui a dilungarmi perché ho già spiegato in altre pillole questo discorso. Quindi, cosa voglio dire? In questo momento, queste persone che stanno promuovendo questo metodo di soppressione della libertà sembra che abbiano la vittoria in pugno, sembra che abbiano, o come si suol dire, la situazione sotto controllo. Però capite come le maree si muovono con la luna, anche questo periodo un giorno passerà, queste persone che stanno promuovendo in modo negativo perché stanno abbassando le vibrazioni delle persone con questi messaggi mainstream di paura. Certamente una base è realistica perché vi ho già spiegato che c'è l'esercito, i servizi segreti e i maghi dietro, ma io sono convinto che la nostra Italia, la nostra sacra madre patria, ha dietro delle menti eccellenti, delle menti vive, delle menti che hanno un quoziente intellettivo estremamente elevato e stanno muovendosi in un periodo 2020-2029 a noi nefasto a livello planetario. Quindi che cosa consiglio? Consiglio di stare tranquilli, rilassati, prendetevi le vostre protezioni al sito capitano.altevista.org e ricordatevi che il mondo è diviso in fasce vibrazionali. Quindi in questo momento questa fascia vibrazionale sembra a noi estremamente negativa, ma sono sicuro che dopo il 2029 il sacro suolo italiano e gli abitanti, se chiaramente
chiaramente attiveranno tutte le difese che il Marietto veneziano propone, anche a pagamento, chiaramente sicuramente si avranno dei risultati interessanti. Chiaramente io lo dicevo già nel 2015, 2012, chi si ricorda il Marietto veneziano, avevo altri nick, però chi ha seguito il Marietto veneziano si ricorda che lo diceva quando tutti stavano già predicando la settima dimensione, i salti quantici, e angeli colorati, ottimismo. Qui la situazione non è facile, però chiaramente il Marietto e chi segue il Marietto e ha acquistato ad esempio questo ciondolotto, amuleto, talismano e altre cosette che il Marietto e il Legarda propongono, chiaramente è un attimino avanti. Comunque, seguite sempre il Marietto o il Legarda, chiaramente, e se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!